Protesta stamani di diverse associazioni di agricoltori davanti alla prefettura, dove hanno incontrato il prefetto per esporre le loro problematiche. Continuano gli incontri in prefettura per monitorare i danni dell'incendio avvenuto pochi giorni fa a Licata, nel deposito della Omnia, già posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria. Inaugurato il nuovo dipinto della volta della sala consiliare del Comune di Naro, realizzato dai ragazzi dell'Accademia Belle Arti di Firenze. A Porto Empedocle è inaugurato il parco giochi alla scuola Montessori. Gli alunni del Leonardo incontrano al Teatro Pirandello la fisica scrittrice Gabriella Greso. Presentato ieri il nuovo libro di Enzo Di Natali presso la parrocchia della Santa Teresa di Gesù Bambino, Ritornare alla bellezza. I conti non tornano, il Consiglio Comunale di Favara, l'amministrazione è costretta a ritirare il bilancio consolidato per l'anno 2019. Goal collection della 23esima giornata di calcio della Serie D, Girone I. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TVA Notizie. Una protesta stamani di diverse associazioni di agricoltori hanno manifestato davanti alla prefettura di Agrigento per denunciare le gravi difficoltà del mondo agricolo agrigentino e isolano. Una piattaforma rivendicativa è stata presentata al prefetto di Agrigento Romano nel corso dell'incontro che i rappresentanti hanno avuto con la massima autorità statale in provincia. Noi abbiamo seguito l'evento. Oggi una protesta qui in prefettura per rivendicare cosa? Per rivendicare il disastro che stiamo vivendo in agricoltura. I prezzi alla produzione sono sotto i costi di produzione, per cui qualsiasi prodotto noi portiamo sul mercato non recuperiamo nemmeno i costi di produzione, e per difendere anche i consumatori, perché all'opposto del risultato che noi otteniamo in campagna, pagano i prezzi in maniera esagerata e non riescono più nemmeno a fare la spesa. Ci sono tutta una serie di normative che noi non possiamo più accettare, le condizioni di lavoro sono impossibili, siamo costretti a chiudere l'azienda. E in una parola, non avendo più niente da fare in campagna perché produciamo solo debiti, abbiamo scelto di venire in piazza a manifestare il disagio. L'altra cosa che voglio dire con forza è che l'abbiamo detto poco fa in prefettura in maniera chiara e netta, non ci ritireremo più da questa protesta perché non siamo in condizione di farlo fin quando non arrivino delle soluzioni utili a fare ripartire l'azienda. Se questo il governo lo vuole capire, bene, se non lo vuole capire noi rimarremo sulle strade, e proprio in questi giorni stanno aumentando in maniera spaventosa i presidi. Ogni giorno riceviamo richieste dai vari paesi, dagli agricoltori, di attivare presidi di protesta per la situazione che stiamo vivendo. Che cosa avete chiesto al prefetto? Al prefetto abbiamo chiesto delle risposte chiare e delle misure urgenti per contrastare un fenomeno, quello della crisi dell'agricoltura e dell'allevamento, che in Sicilia ormai sta diventando drammatico. I costi produttivi da anni a questa parte sono aumentati esponenzialmente, nonostante poi il prezzo dei prodotti di vendita, dei prodotti realizzati dagli agricoltori, sia rimasto stabile o addirittura sia crollato, come nel caso del grano, che oggi è a 30 centesimi alla tonnellata. È una condizione che non è accettabile e che rischia di avere delle conseguenze drammatiche per l'intera isola. Infatti a essere impiegati nell'agricoltura e nell'allevamento sono centinaia di migliaia di persone. Queste persone cosa dovrebbero fare? Emigrare, fare le valigie e andarsene, quando oggi sono costretti a lavorare, a spaccarsi la schiena per perdere in molti casi i soldi che hanno investito. Questo comporterebbe lo svuotamento della Sicilia, lo spopolamento della Sicilia e la morte di un settore produttivo che per noi è decisivo e fondamentale, e non possiamo tollerarlo. Ma io posso dire che queste richieste in prefettura servono solo a ben poco. Comunque sono delle comunicazioni importanti che arriveranno a Roma. La cosa importante è a Roma, non è solo questa prefettura, ma sono tutte le prefetture in Sicilia che... Secondo lei quale sarebbe il mezzo più idoneo per avere dei risultati, considerando che insomma... Intanto fare sentire la nostra voce. Perfetto. Abbiamo fatto sentire la nostra voce e il malcontento sociale, questa è la cosa più importante, che a livello nazionale dovranno capire che c'è un malcontento sociale, non solo degli agricoltori o degli allevatori, io sono un allevatore, ma non solo degli allevatori, ma un malcontento sociale che man mano va crescendo e non ha nessuna valvola di sfogo. Questa volta non c'è lo sfogo
di andare a dire vado a votare questo partito o quell'altro partito. Questa volta non ci sono sfoghi, la protesta cresce a dismisura in tutta Europa e io mi chiedo cosa faranno tutti i governi a livello europeo. Può fare degli esempi su quanto ha influito comunque il rincaro dei prezzi nel suo caso da allevatore? Siamo passati da bollette da 1.000 a 3.000 euro, solo il costo energetico è triplicato e nessuno ne parla, ma poi le materie prime hanno prezzi che ormai non, per non parlare dell'aggiunta delle nuove tasse che stanno mettendo, l'IRPEF per esempio sugli agricoltori è una cosa vergognosa perché io devo pagare il reddito domenicale più l'IRPEF, doppia tassa, poi l'IVA che si ripercuote su diversi prodotti la pago 20 volte. L'IVA si dovrebbe, l'imposta sul valore aggiunto, il valore aggiunto sembra una volta, perché lo devo pagare 10 volte? Quindi pensate di fare altre forme di protesta in qualche modo? Questo è solo l'inizio, in tutta Europa le proteste sono in tutta Europa, oggi siamo a Capodarso con una cinquantina di trattori, Caltanissetta, provincia di Caltanissetta, siamo lì a fare dei rallentamenti sulla Catania-Palermo. Resistenza Siciliana è un comitato che è stato formato da pochissimo proprio perché noi sosteniamo gli agricoltori, quindi dal produttore fino ad arrivare al consumatore, che il consumatore è quello che francamente oggi non riesce più a sopravvivere, ovvio sempre dietro gli agricoltori. Il discorso è che ormai sappiamo benissimo i prezzi come sono aumentati. Ieri sera fuori dal coro tra l'altro si parlava delle mele da 0,28 al produttore fino a 2,10 euro che si vende al consumatore. Questo vuol dire che c'è una speculazione dietro, una speculazione che è ai danni dei cittadini. Cosa abbiamo chiesto oggi al prefetto? Sostanzialmente chiediamo trasparenza anche su prodotti che verranno venduti con derivati di insetti, dove non tutti conoscono il latino e quindi sia giusto la trasparenza e mettere a caratteri cubitali che i prodotti sono con derivati di insetti. L'equità dei prezzi, perché se la farina di grillo mi verrà venduta a 10 euro mentre la farina del nostro grano mi verrà venduta a 300 euro, si capisce che noi subiremo una costrizione, perché dobbiamo pur sopravvivere. I prezzi devono abbassare anche quelli del gasolio, perché i nostri stipendi non sono aumentati. Quando il governo ci dice l'inflazione è del 7% dice bugie, perché i prezzi sono triplicati, quadruplicati, quindi non è vero che l'inflazione è del 7, forse il 7 si riferiscono agli ultimi 15 giorni. Quindi questa noi porteremo, abbiamo comunicato al prefetto che le manifestazioni non termineranno, che ci saranno nuove manifestazioni, che gli agricoltori, unitamente ai consumatori, non si fermeranno e continueranno le proteste. Nella mattinata di ieri, presso il palazzo del governo della prefettura, il viceprefetto Elisa Vaccaro, su delega del prefetto di Agrigento Filippo Romano, ha presieduto un'ulteriore riunione del Centro Coordinamento Soccorsi per fare il punto della situazione relativa all'incendio avvenuto a Licata pochi giorni fa. Il servizio. Nella giornata di ieri, presso il Palazzo Territoriale del Governo, la Prefettura, il viceprefetto Elisa Vaccaro, su delega del prefetto di Agrigento Filippo Romano, ha presieduto un'ulteriore riunione del Centro Coordinamento Soccorsi per fare il punto della situazione sulle attività di spegnimento degli incendi tuttora in atto nel comune di Licata, interessata lo scorso 20 gennaio da un incendio di vaste dimensioni all'impianto di stoccaggio rifiuti sito incontrato a Bugiates e posto sotto sequestro nel 2022 dall'autorità giudiziaria. Nel corso della riunione si è preso atto della prosecuzione dell'attività di spegnimento dei cumuli di rifiuti che si trovano all'interno dell'impianto posto sotto sequestro e del cambiamento delle condizioni climatiche che hanno favorito lo spostamento della cappa di fumo dal centro cittadino verso il mare, migliorando così la percezione della qualità dell'aria da parte dei cittadini. Per garantire la continuità dell'intervento fino al risultato dello spegnimento definitivo, i vigili del fuoco stanno lavorando incessantemente con mezzi e uomini con turnazioni per la copertura delle intere 24 ore, nonostante le difficoltà dello scenario operativo dovuto ai limitati margini di spazio e di manovra e ai fronti di accesso al sito. Ulteriori eventuali interventi con mezzi aerei saranno effettuati solo ove possibile, a seguito delle valutazioni tecniche e di conseguenza degli organi preposti. L'amministrazione comunale di Licata, d'intesa con l'ARPA e l'ASP, continuerà a monitorare la situazione al fine di adottare le misure e le ordinanze idonee alla salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica.
E a Niscemi la Polizia di Stato sequestra 28 kg di marijuana, arrestati 3 uomini. La sostanza stupefacente era nascosta all'interno di alcuni telai delle porte. Una volta immessa nel mercato avrebbe fruttato oltre 200.000 euro il servizio. La Polizia di Stato di Caltanissetta ha tratto in arresto 3 uomini per detenzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana. L'operazione dei poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi, nell'ambito dei servizi di prevenzione e contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ha permesso di sequestrare 28 kg di marijuana. Nello specifico, i poliziotti, notando dei movimenti sospetti, hanno eseguito delle perquisizioni locali che hanno consentito di rinvenire e sequestrare 28 kg di marijuana, suddivisi in 25 confezioni, di cui 22 termosaldate, nascoste all'interno dei telai delle porte. A seguito dell'udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gela, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica, ha applicato ai 3 indagati la misura cautelare della custodia in carcere per i gravi indizi emersi in ordine al reato contestato. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 200.000 euro. E in occasione del Giorno della Memoria, che sarà celebrato il prossimo 27 gennaio, l'Istituto Comprensivo Anna Frank di Agrigento ha inteso promuovere e attuare una manifestazione unitaria per venerdì 26 gennaio che vedrà coinvolti gli studenti della scuola secondaria di primo grado, circa 300 alunni, per la realizzazione di un corteo silenzioso, Marciamo per la Pace, che alle ore 10 dalla sede centrale dell'istituto si muoverà fino a raggiungere Piazza Marconi, dove alle ore 11 si terrà un raduno intitolato Verso la Libertà. Proprio in questa piazza i madonnari della scuola realizzeranno un disegno per ricordare Anna Frank, eseguendo brani musicali con l'accompagnamento strumentale. Inaugurato il nuovo dipinto della volta della Sala Consiliare di Naro, presenti le massime autorità. Si è parlato anche del museo all'aperto e della brillante opera di mecenatismo dell'Accademia Belle Arti di Firenze per la Fulgentissimo. Margherita Trupiano ha seguito l'evento. Assolutamente sì, è un momento molto importante, perché sia il momento di oggi che avete visto, insomma, avete ammirato la bellezza del soffitto dell'aula consiliare Morello, che fa il paio con il museo all'aperto realizzato nella Via Vanelle. Sono opere di rigenerazione urbana, parlo anche di quella di Via Vanelle, che non vede solo il momento artistico bellissimo, perché già ci è stato consegnato un progetto esecutivo per il rifacimento della pavimentazione, per l'illuminazione e per quant'altro possa servire a ricucire quella ferita che c'è in questa città, purtroppo lasciataci dalla frana del 2005. Io sono immensamente grata all'Accademia di Belle Arti di Firenze e al suo rappresentante, il professore Vinciguerra, ai ragazzi che hanno saputo non solo in maniera molto, come dire, appassionata e spassionata realizzare tutta questa bellezza, ma hanno anche interagito tantissimo con i naresi, e questa credo sia una cosa bellissima. E devo dire, è una nostra prerogativa quella dell'accoglienza. Non c'è narese che non conosce questi ragazzi, non c'è narese che si ferma per sapere se hanno bisogno di qualcosa o offrire loro qualcosa. Devo dire, è un momento veramente bello, ce ne saranno altri. E Via Vanelle si candida a diventare qualcosa di molto bello. Assolutamente sì, già con delibera di giunta abbiamo formalizzato il museo all'aperto, si chiama MAN, Museo all'aperto Naro. Adesso insomma abbiamo parlato anche col professore, con la primavera verranno altri artisti, questi che ci sono, ma anche altri artisti internazionali, per proseguire questo percorso di arte in Via Vanelle, e noi come comune faremo la nostra parte. Speriamo che ci finanziano il progetto che è già esecutivo e che vede la pavimentazione, l'illuminazione e quant'altro necessario per la rigenerazione urbana della Via Vanelle. Professore Vinciguerra, artefice insieme al Comune di Naro di questa collaborazione che da una parte ha restituito Via Vanelle alla bellezza e oggi inaugura questo affresco. Ecco, come nasce questa collaborazione, come si evolve e cosa ci sarà in futuro?
La collaborazione nasce 2 anni fa mediante una convenzione con il sindaco del Comune di Naro, Maria Grazia Brandara, collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Firenze. Da quel momento in poi si è aperto tutta, diciamo, una possibilità che ha permesso l'Accademia e ai miei studenti di poter mettere a frutto tutto quello che hanno imparato dentro l'Accademia, tra le mura della scuola, e davvero come una verifica, un primo contatto col mondo del lavoro si trovano a realizzare queste opere, spesse volte di grande impegno professionale. Sono e anche realizzate con materiali che non sono quelli di tutti i giorni, recuperando vecchie tradizioni, vecchi materiali. Assolutamente, assolutamente. Oggi, se vogliamo parlare di futuro, dobbiamo guardare con molta attenzione quelle che sono intanto i materiali del territorio, tipici, e secondo l'utilizzo di materiali che non producono inquinamento. Sarebbe un controsenso parlare di bellezza, parlare di arte e poi inquinare, non ha nessun senso. Nel caso del dipinto di Naro abbiamo preparato le stesure di intonaco utilizzando semplicemente la sabbia tipica e molto utilizzata nel territorio, è quella di Camastra, è la sabbia rossa molto silicea e non è per niente salina, e una calce comprata a Ribera. Ottimi materiali, non abbiamo registrato nessuna lesione, fessurazione, perfetta. Il museo all'aperto è un progetto in corso o è terminato? No, il museo all'aperto, diciamo, è un museo che continuerà a crescere e raccoglierà artisti da tutto il mondo. Io mi auspico che è importante avere un luogo, un contenitore all'interno della città che diventa un qualcosa che raccoglie opere, raccoglie figure, creativi, aperto a tutti. Cioè non c'è. Un museo all'aperto è bello per questo, che chiunque in qualunque momento può andare a vedere i suoi quadri preferiti senza nessun filtro, senza cancelli e senza nessuna limitazione. Non quadrano i conti. L'amministrazione comunale di Favara, costretta a ritirare il bilancio consolidato per l'anno 2019 che aveva portato in Consiglio Comunale per l'approvazione. Ha seguito per noi l'evento Giuseppe Moscato. Non quadrano i conti elaborati nelle tabelle allegate al bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2019, per il quale l'amministrazione comunale di Favara, guidata dal sindaco Antonio Palumbo, aveva chiesto l'approvazione al Consiglio Comunale. Proprio alla fine dell'esposizione della delibera da parte del dirigente del settore, dottor Gerlando Alba, il consigliere comunale d'opposizione Alessandro Pitruzzella, documenti alla mano, ha evidenziato come le tabelle non erano corrispondenti e che in pratica il bilancio non quadrava, per cui si chiedeva all'amministrazione di ritirare il punto e verificare l'inghippo. Dopo un attimo di smarrimento e a seguito di successiva verifica e consultazione con il dirigente, il sindaco ha ritirato il punto. Ma sentiamo il consigliere Alessandro Pitruzzella. Ma è chiaro che io, come mia consuetudine, studio gli atti e mi sono accorto che le tabelle avevano dei dati completamente errati, dove c'era una somma, c'era una sottrazione, eccetera eccetera, e quindi i dati, i conti, come si suol dire, non tornavano, e ho chiesto di ritirare. L'amministrazione si è resa conto che ovviamente le mie osservazioni erano corrette, a parte che questo bilancio consolidato, la situazione non è felice per il comune di Favara, perché diciamo le partecipate sono piene di debiti, in questo bilancio consolidato manca l'osservazione, quindi non si sa quanti debiti e quanti crediti abbiamo nei confronti delle partecipate. Questa, diciamo, è una cosa che hanno anche rilevato il collegio dei revisori, che mi dispiace che non erano presenti, e mi dispiace che l'amministrazione non abbia controllato i numeri di un atto così importante. Che cosa comporta?
comporta che ovviamente l'abbiamo ritirato, dovranno sistemare le osservazioni che ho fatto e poi si dovrà riportare di nuovamente in Consiglio per votare, con la speranza che questa volta siano stati più attenti e non abbiano commesso errori. Tutto facile per il successivo punto inserito all'ordine del giorno, ovvero la presa d'atto dell'annullamento del decreto del direttore generale dell'assessorato regionale al territorio e ambiente, il numero 4 del 2019, che aveva approvato le variazioni del PRG del comune di Favara, per cui rimane operante il piano regolatore generale che era stato adottato con delibera del commissario ad acta nel 2015. Per chiudere la trattazione dell'ordine del giorno mancava solo il terzo punto, ovvero l'approvazione del programma triennale opere pubbliche 2023-2025. Dopo la breve e convincente esposizione del dirigente del settore e la richiesta di inserire una nota che impegna l'amministrazione comunale a predisporre un piano di ampliamento della rete di illuminazione pubblica di diverse contrade di Favara che ne sono prive, condivisa ed integrata praticamente da tutti, anche a questo punto sembrava poter riscuotere l'approvazione unanime da parte del Consiglio Comunale. Ma inspiegabilmente al momento della votazione viene meno il numero legale, in quanto ben 10 consiglieri dei 21 presenti ad inizio di seduta alla chetichella e senza proferire parola abbandonano l'Aula, per cui alla Presidente Miriam Mignemi non resta che chiudere la seduta e rimandare tutto d'un'ora. Nessuno ha giustificato tale azione. Anche al successivo appello non si raggiunge il numero legale, per cui la seduta è stata aggiornata alle 24 ore. Il giorno successivo, ovvero ieri sera, nuova seduta con la positiva votazione del piano triennale delle opere pubbliche per le annualità 2023-2025. È inaugurato stamani a Porto Empedocle presso la scuola materna Montessori uno spazio giovane alla presenza del dirigente scolastico Luigi Argento, del vice sindaco e assessore alla cultura Mari Lucaci e del sindaco Calogero Martello. Il servizio. Siamo con il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello. Oggi si inaugura qui alla scuola Montessori ai grandi lavori una zona dedicata ai bambini, ecco, un parco giochi. Sindaco. Sì, stamattina è il primo giorno dello spazio giochi per bambini da 0 a 3 anni. Abbiamo voluto creare qui la scuola Montessori, avendo gli spazi a disposizione, un servizio dove ha riscontrato grande entusiasmo anche da parte dei genitori, perché oggi è il primo giorno per scelta abbiamo deciso di far entrare i bambini in modo scaglionato per abituarsi ad un ambiente diverso. È uno spazio che attualmente raccoglie circa 19 bambini da 0 a 3 anni, dalle 8:30 alle 12:30. E possono iscriversi anche altri bambini, dando loro la possibilità da una parte di socializzare e stare insieme, di cominciare ad abituarsi a quello che è il mondo della scuola, dell'infanzia, ma anche ai genitori di poter avere un punto di ritrovo dove poter lasciare il bambino dalle 8:30 alle 12:30. È chiaro che questo rappresenta un primo passo. Come avete visto anche dalle immagini, ho cercato di creare un ambiente consono a quello dei bambini, perché i bambini in questa fase di crescita hanno bisogno di socializzare, crescere, di giocare e stare tutti insieme. Un grazie va anche al preside Argento che ha voluto concederci e darci la possibilità di utilizzare alcuni spazi della scuola Montessori. Li abbiamo ristrutturati, li abbiamo resi idonei alle dimensioni dei bambini. Per noi è un momento importante perché a Porto Empedocle non esisteva fino adesso la possibilità da parte dei genitori di poter avere a disposizione questo spazio gioco da 0 a 3 anni, che è il punto di passaggio per l'iscrizione alla scuola materna. Grazie anche alla cooperativa sociale Sigma di Bagheria che si occupa della logistica e dell'intera struttura, finalmente oggi è il primo giorno, siamo convinti che questa realtà possa crescere nel tempo, perché è una realtà importante, necessaria alla città di Porto Empedocle. Avete previsto altre strutture simili per altre scuole? In questo momento siamo partiti con la Montessori perché riteniamo che dovevamo cominciare a capire se ci fosse l'interesse e la disponibilità da parte dei genitori. Non nascondiamo tipo l'entusiasmo perché immediatamente si sono iscritti 19 bambini e non sono pochi, però riteniamo che possa trovare tutte le condizioni vergini per decollare,
nei prossimi mesi un servizio che non si interromperà sicuramente con la fine della scuola, ma sarà un servizio che sarà reso continuativo. Se vi è la necessità di incrementare anche lo spazio per nuove iscrizioni, lo faremo con piacere, perché loro sono il nostro futuro, su di loro contiamo e vogliamo che crescano nelle migliori condizioni possibili. Preside, oggi è un momento bello per i bambini di questa scuola Montessori che si inaugura questo nuovo spazio giochi. Sì, è un momento bellissimo perché si dà spazio ai bambini piccolissimi, è un asilo nido che si inserisce nel contesto di una scuola statale che è la Montessori, che è una scuola dell'infanzia, e ci può essere sicuramente una sorta di collaborazione, di sinergia tra l'istituto privato e questo statale, per cui c'è una sorta di continuum, di continuità tra i piccolissimi e con quelli dai 3 ai 6 anni. È uno spazio che si dà ai genitori in modo tale da comportarli in un momento particolare per poter dare la possibilità a tutte le famiglie di poter lasciare i propri bambini in sicurezza. Siamo con l'assessore alla pubblica istruzione, nonché vice sindaco di Porto Empedocle. Ecco, una bella iniziativa questa di oggi che avete portato a termine come amministrazione comunale. Sì, oggi a Porto Empedocle si inaugura questo micro nido spazio giochi, quindi si allarga l'offerta formativa per l'infanzia. Noi siamo un'amministrazione molto attenta, soprattutto ai bambini. Tramite il distretto sociosanitario siamo riusciti a portare a termine questo primo step, quindi da domani 20 bimbi saranno qui, saranno accolti e sarà anche un ristoro per le famiglie, per chi lavora, e avrà modo di lasciare i bimbi 0-36 mesi qui da noi in sicurezza, facendo in modo che ci sia non solo la possibilità di lasciarli, ma anche un modo di far crescere i bambini in maniera diversa, perché la convivialità, il rapporto con gli altri porterà questi bimbi a crescere sicuramente meglio. È un primo step, speriamo a breve di trovare altri fondi per migliorarlo e abbellire anche la parte esterna, perché con le nostre temperature è giusto che i bambini stiano anche all'esterno, e quindi piano piano riusciremo magari a formare anche 2 classi, chissà. Qualche altra iniziativa in questo senso, magari in qualche altra scuola? Questo si può valutare sempre se arriveranno i fondi, perché purtroppo si sa bene, Porto Empedocle ancora è un comune in dissesto e quindi con i fondi propri può fare veramente poco, ma nel nostro piccolo per noi i bambini sono al primo posto, quindi se c'è possibilità siamo ben contenti. Un incontro stamani presso il Teatro Pirandello con la fisica scrittrice Gabriella Grayson, organizzato dall'Istituto Leonardo di Agrigento per la presentazione del libro 6 donne che hanno cambiato il mondo, dove si narra la storia di alcune donne fisiche che si sono contraddistinte negli anni per aver divulgato la cultura della scienza fisica nel mondo. Noi eravamo sul posto. Oggi al Teatro Pirandello un incontro con la scrittrice fisica Gabriella Grayson, un momento bello e importante, un incontro culturale che Leonardo, continua nella sua scia. Sì, oggi siamo onorati di ospitare Gabriella Grayson, la rockstar della fisica in Italia, così come la definisce il Corriere della Sera, la donna della fisica divulgativa in Italia, un influencer geniale che attraverso i libri e le opere teatrali divulga le discipline scientifiche in un approccio assolutamente vicino ai nostri ragazzi. Per noi rappresenta infatti la prima attività di un percorso STEM che stiamo dedicando ai nostri alunni per far eccellere i loro talenti, facendo in modo che la prospettiva della metodologia didattica passi da una concezione meramente teorica ad una concezione applicativa della fisica. Del resto la matematica e la fisica le ritroviamo nella vita e nelle azioni quotidiane, e questo è giusto che i nostri ragazzi, di questo i nostri ragazzi prendano atto. Come diceva Galileo Galilei, la matematica e la fisica sono il gran libro scritto della storia, e del resto prendiamo atto sicuramente che le tecnologie ci insegnano che è vinta la scommessa per cui l'uomo non è fatto per vivere come bruto, ma per seguire virtù e conoscenza.
Oggi ad Agrigento per un'esperienza sicuramente bella, in una città che nel 2025 sarà capitale della cultura, l'incontro con i ragazzi dell'Istituto Leonardo. Ecco, quali saranno le tematiche che spiegherà agli alunni? Guarda, io racconto storie a teatro e questo spettacolo che porto oggi qui al Teatro Pirandello, magnifico, è 6 donne che hanno cambiato il mondo. È tratto dal mio libro, 6 donne che hanno cambiato il mondo, pubblicato con Bollati Poringhieri, e credo che oggi più che mai sia il momento di raccontare queste storie di grandi donne che con la loro professione hanno cambiato il mondo, hanno creato un nuovo modo di vedere la vita e di intendere la vita in un argomento, la fisica, che è sempre stato l'appannaggio degli uomini. La fisica era lo svago degli uomini e alle donne era concesso un altro svago, no? Curare i malati, stare con la famiglia, fare figli. E loro, quelle che racconto, da Marie Curie a Rosalind Franklin, da Hedy Lamarr a Mileva Maric, hanno invece lottato per essere se stesse anche nella professione, quindi si può essere entrambe le cose, madri, genitori, mogli, ma anche realizzarsi nella propria professione, e questo è l'augurio che faccio a tutti. Ecco, da cosa è scaturita l'idea di raccontare su queste personalità, diciamo, anche internazionali? Io sono fisica e la mia formazione è questo. Queste donne che racconto fanno parte del mio percorso formativo. Io ho vissuto all'estero, ho vissuto a Parigi, in America, e sono tornata in Italia con l'idea di far vedere anche qui che cosa succede fuori. Dunque queste donne hanno scavalcato i confini, perché se penso a Marie Curie la conosciamo tutti, hanno fatto un sondaggio: chi è la scienziata a cui vorresti aspirare? Tutte le ragazzine, 99% hanno detto Marie Curie, quindi diventa sempre lei il riferimento. Figuriamoci, 2 premi Nobel in 2 materie scientifiche diverse, la prima donna ma anche l'unica tra gli uomini a aver raggiunto questo primato. Ecco, le donne che racconto non hanno raggiunto però solo primati, sì, ma hanno vissuto anche abissi, baratri, incertezze, insicurezze, e mi piace raccontare anche questo di queste grandi scienziate, perché specchiandoci nelle loro vite vedo riflessa la parte di me stessa di cui prendermi cura come il più prezioso dei regali della vita. Un aneddoto sulle tante figure, un qualcosa di particolare così che Guarda, da raccontare, da sottolineare? Mi piace raccontare Hedy Lamarr, che è stata una grande diva di Hollywood, ce la ricordiamo tutti in Sansone e Dalila, L'inferno ci accusa, L'animale femmina, ha lavorato con Clark Gable, Spencer Tracy, Lana Turner, Judy Garland, però è diventata anche un'inventrice, e lei è la nostra inventrice del wifi, del Bluetooth, quindi noi usiamo i telefonini grazie a lei, eppure è stata la donna più bella del mondo, quindi in tutti noi si nasconde un animo scientifico e tutte noi ci possiamo realizzarci in qualsiasi campo. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Presentato ieri presso la sala della parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino ad Agrigento, il nuovo libro di Enzo Di Natali, Ritornare alla bellezza, alla presenza di diversi relatori, tra cui Domenica Brancato del Mudia, il professor Nicola Madonia, teologo, Enza Ierna dell'Associazione Dante Alighieri e Don Giuseppe Giammusso, parroco della Chiesa. Enzo Di Natali, autore del libro Tornare alla bellezza, un evento che oggi si presenta qui presso la Chiesa con autorevoli relatori. Questo libro nasce perché ha voluto coniugare la bellezza sia dal punto di vista della teologia, della filosofia, della letteratura, dell'arte cristiana e delle neuroscienze. Nasce perché oggi, mentre si spendono tanti soldi per bellezze, per prodotti di bellezze, però di fatto c'è un uomo, c'è una società che vive nella tristezza, vive nell'angoscia, e allora la società, mentre cerca la bellezza effimera che non produce altro di buono, qui col ritornare alla bellezza si vuole fare un ritorno alla bellezza autentica, quella bellezza che è vera, che è buona,
che dà il vero bello e la gioia, la soddisfazione ad ogni persona. La Dante organizza oggi un evento culturale, la presentazione del libro di Enzo Rinatale che parla di bellezza. Sì, noi oggi presentiamo il libro Ritorno alla bellezza. Pensiamo proprio che sia una tematica interessante per iniziare l'attività dell'anno 2024. Evidentemente si parla di bellezza, principalmente di bellezza interiore, anche perché questo libro mette in risalto che spesso si cerca una bellezza esteriore di facciata, mentre trascuriamo quella che deve essere la bellezza interiore di ciascuno di noi. Evidentemente i relatori che ora si succederanno nei loro interventi illustreranno in maniera dettagliata questi aspetti. Noi ci troviamo oggi nella parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, quindi un ambiente dove la bellezza spirituale viene esaltata al massimo. È un'attività quella di presentare dei libri dei nostri autori proprio per mettere in evidenza le risorse del territorio e valorizzarle al massimo. Nicolò Madonia, oggi è questa presentazione del libro del professor Di Natali che parla di bellezza? Sì, effettivamente bisogna ritornare alla bellezza per superare la disperazione e per superare la difficoltà della vita quotidiana. La bellezza salverà il mondo. Questa è una frase di Dostoevskij che Enzo utilizza come apertura del suo volume. E poi cerca la bellezza nelle diverse forme, nella letteratura, nell'arte, nella filosofia, soprattutto nella teologia, perché la vera bellezza è quella che riesce ad aprirsi a Dio e ad avere dentro di sé il divino, e dunque che è l'origine e il fine di ogni cosa e di ogni bellezza. Questo è in sintesi il volume di Enzo Di Natale, molto bello, molto complesso, per la verità molto ricco, perché, ripeto, cerca di indagare questa tematica nella letteratura, nella filosofia, nella scienza, con lo sfondo della teologia che diciamo è il filo rosso che raccoglie tutti gli autori e tutte le tematiche. Una piccola chiesa dove non passa, dico è inosservata in effetti, però ha nel cuore qualcosa di grande, cioè dire il cuore della parola di Dio che ci informa e ci forma. Questa è la cosa più bella che facciamo ogni mattina quando ci incontriamo la mattina prestissimo qui con molte persone che seguono la lezione divina. Liturgicamente praticamente facciamo il passaggio di approfondimento della parola di Dio vissuta e comunicata con semplicità. Poi una cosa molto bella è questo avvenimento del nostro carissimo Enzo Di Natale, che veramente ha una grande cultura, ma è formato profondamente. Io ho guardato questa proposta della bellezza, la bellezza come splendore della verità. La cosa è bella non perché per le sue forme, ma perché ci richiama a qualcosa di grande, che supera l'umano, cioè la bellezza che è riflesso dell'infinito, la bellezza di Madre Teresa di Calcutta. Non era quel viso che tutti andiamo cercando nelle donne, negli uomini più o meno perfettamente, secondo gli schemi della bellezza, ma è nel cuore, negli occhi, tutto il riverbero del cuore è nel volto. Ed è bello questo qui. Dobbiamo scoprire che la vera bellezza sta nella compostezza del cuore, nel rispetto degli altri, nell'essere non superiore agli altri, ma rispettoso nei confronti degli altri, nella semplicità e nella carità delle cose. E qui siamo qui anche per informarci e formarci. Cioè, per ora stiamo ascoltando la professoressa che veramente ha una cultura profonda, dove parla di una bellezza, la bellezza dell'anima, che per affermare questa bellezza
affrontano anche la morte, il martirio, anche questa è una bellezza e ti fa comprendere che ci sono cose preziose che sfuggono agli sguardi nostri superficiali tante volte. Per la raccolta differenziata la Regione non aiuta i comuni, servono nuovi impianti. La corrispondenza da Messina. Direttore, Messina sta compiendo uno sforzo importante per quanto riguarda la raccolta differenziata, c'è un problema relativo all'impiantistica, lo avete detto anche in conferenza stampa, la Regione non sempre aiuta il territorio anche a sviluppare dei progetti che si potrebbero realizzare anche con la presenza di finanziamenti. Sì, lo sforzo che stanno facendo i comuni in Sicilia è indubbio, lo dicono i numeri, la raccolta differenziata sta crescendo negli ultimi anni in maniera esponenziale e Messina è il comune più grosso, anzi l'unica città metropolitana della Sicilia che sta raggiungendo un target importante. Certo, se a questo si accompagnasse una pianificazione regionale degli impianti che aiutasse a chiudere il ciclo dei rifiuti, quei famosi inceneritori, termovalorizzatori, termoutilizzatori, ma dico, noi non siamo né a favore né contro, poi diventa una questione ideologica di come chiudere il ciclo dei rifiuti e come valorizzare quella frazione secca. È chiaro che mancano gli impianti dell'umido ed è chiaro che mancano gli impianti per la chiusura del secco, cioè l'indifferenziato. Questo qua la regione siciliana nell'ambito della sua pianificazione ha un piano rifiuti che deve essere rivisto anche in luogo di questi 2, 3, non si capisce quanto termovalorizzatori si debbano realizzare. L'unica cosa chiara è che oggi noi la nostra frazione indifferenziata va a finire all'estero con costi che superano i 350 euro a tonnellata e quindi purtroppo lo sforzo che fanno i cittadini per calmierare la tariffa non viene poi ponderato nelle tasche dei cittadini stessi perché non c'è l'abbassamento della tariffa, ma c'è solo una calmierazione. Se non ci fosse questa raccolta differenziata a Messina la tariffa schizzerebbe alle stelle, è chiaro. Per quanto riguarda gli impianti, la provincia di Messina ne sorgerà uno nella zona sud che sarà a servizio non solo della città capoluogo ma anche di tutti i comuni della zona ionica. Sì, in provincia di Messina ci sono più SRR, ce ne sono 2 in particolare, l'SRR area metropolitana, cioè dove c'è Messina, si è fatto promotore di un impianto per il trattamento dell'umido e l'ha avuto finanziato con fondi PNRR e siamo nella fase di aggiudicazione. Sorgerà nella frazione Emilia ed è un compostore, una biodigestione anaerobica, un compostaggio sostanzialmente della frazione umida che servirà a tutta la città di Messina, quindi Messina non dovrà andare più a Catania a smaltire, quindi ci sono praticamente già i costi di trasporto da eliminare, come ci sono i costi di ammortamento e realizzazione dell'impianto. In più sarà un impianto pubblico per cui darà posti di lavoro ma avrà una tariffa che possiamo controllare tranquillamente e verrà tranquillamente dimezzata, questo si può dire perché adesso noi paghiamo circa 200 euro a tonnellata sull'umido e ci permetterà di abbassare la tariffa di un bel po'. Il canile deve essere una tappa, l'adozione invece la meta. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Simone Gramaglia ad Agrigento, ha sintetizzato così il suo pensiero sul fenomeno del randagismo in città. Le azioni fanno perno sulle istituzioni sanitarie e veterinarie locali, con il coinvolgimento delle associazioni protezioniste. Lo scrivente anticipa che presenterà nei prossimi giorni, insieme ai componenti della Commissione Terza Sanità, un atto di indirizzo per richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale sul fenomeno sempre diffuso, al fine di istituire un elenco comunale per ufficializzare la collaborazione dei privati cittadini nella gestione del randagismo, del benessere animale, autorizzarli nelle attività correlate, quale segnalazioni di animali vaganti, prelevamento e trasporto presso il canile convenzionato, affidi ad adozione sia dirette che indirette nel territorio cittadino, con l'invio in altri comuni, promozione e organizzazione di campagne, adozioni, donazione di mangimi e accessori vari. Un nuovo progetto di fattibilità è stato realizzato a Messina per la realizzazione di una nuova metropolitana del mare. La corrispondenza. 18 milioni di euro per poter dotare la città di Messina di questo progetto. L'idea non è nuova perché se ne parlava già qualche anno fa. Cosa cambia rispetto a quella ipotesi? Ovviamente i tempi passano, i prezzieri regionali si aggiornano e ovviamente i prezzi lievitano. Qualsiasi infrastruttura in partenza ha un gap che è il gap di realizzazione dell'opera, per cui dovrà in questa circostanza essere lungimirante l'amministrazione come lo è stata sinora
nel dotarsi nella possibilità di redigere un progetto di fattibilità anche ad abbracciare le possibilità e i canali di finanziamento che possono essere perseguiti e perseguibili in termini di realizzazione. Io credo che l'aspetto più importante sarà quello invece della gestione, perché oggi le opportunità di finanziamento appunto per la realizzazione in qualche modo possono essere anche abbracciate e risolte. Poi starà appunto in fase di un'eventuale realizzazione, in fase esecutiva e successivamente la gestione del servizio dovrà essere ovviamente molto oculata per far sì che il gap sia positivo e non negativo, perché ovviamente i costi di gestione di un servizio marittimo sono abbastanza importanti. Dalla zona sud a Torrefaro con delle fermate mirate, lei ha detto in commissione non possono essere troppe le fermate perché si rischierebbe di vanificare anche il senso del collegamento. Sì, ritengo che ovviamente la città va servita un po' a macchia di leopardo, un po' tutta quanta. La scelta con cui sono state individuate le stazioni marittime in questa prima fase deriva da una serie di studi di sovrapposizioni, di interlocuzioni con i portatori di interesse, con le risorse paesaggistiche e ambientali della città di Messina. Io ritengo che questo servizio vada anche inteso come valorizzazione del territorio, non solo per noi messinesi, ma anche, perché no, per tutti i croceristi che scendono in città, perché devono necessariamente o solo ed esclusivamente andare verso Taormina o verso altri luoghi di interesse. Potrebbero anche beneficiare delle bellezze che lo stretto offre e che noi conosciamo molto bene. È chiaro che frammentare oltremodo la presenza delle stazioni implicherebbe un tempo di percorrenza molto elevato, per cui svilirebbe la motivazione per le quali sono state ideate, cioè di snellire il traffico cittadino. Se io devo arrivare in centro e ci sto un'ora e mezza, allora prendo la macchina. Al via il pagamento domani da parte dell'INPS dell'assegno di inclusione che ha sostituito il reddito di cittadinanza. La corrispondenza da Palermo. Sta per scattare l'ora X per ritirare la carta dell'assegno di inclusione. Per chi non ha rinnovato l'ISEE ci sarà tempo fino a febbraio 2024. Sarà possibile fare domanda anche con l'ISEE dell'anno precedente, ma si dovrà presentare al più presto la nuova certificazione del reddito per continuare a ricevere il sussidio, che sarà erogato mensilmente per un periodo continuativo di massimo 18 mesi, ma è possibile rinnovare per altri 12 mesi previa sospensione di un mese e presentazione di una nuova domanda. L'ora X dunque per ritirare la carta è prevista per domani, venerdì 26 gennaio. Si teme purtroppo l'assalto agli uffici postali da parte di chi si aspetta di ricevere il sussidio, ma in realtà non ha ancora ottenuto il via libera dall'INPS indispensabile per ricevere l'importo. Per questo si sconsiglia di presentarsi in ufficio postale senza aver preventivamente ricevuto questa comunicazione. Chi ha ricevuto l'ok dall'INPS tramite SMS o email invece potrà ritirare la carta presentando documento d'identità valido e il codice fiscale. In caso di più richieste per lo stesso numero familiare, ogni titolare dovrà ritirare personalmente la propria carta. Per ridurre i tempi di attesa si consiglia di recarsi negli uffici postali in tarda mattinata, possibilmente nei giorni successivi al 26. Inaugurato un nuovo laboratorio farmaco di tossicologia per la provincia di Trapani, il servizio. Oggi è una giornata bella, si raggiunge un traguardo sicuramente ottenuto da una squadra che ha lavorato all'unisono, una squadra formata non soltanto dagli operatori del laboratorio, ma voglio senz'altro ricordare e ringraziare gli amministrativi dell'ufficio provveditorato, l'ufficio gestione tecnica, nonché l'ingegneria clinica, tutta la squadra di manutentori, tecnici che ha collaborato affinché questa giornata arrivasse a compimento. Ecco, una provincia o un territorio che si affaccia più esempio a standard europei. Sì, senz'altro. Questo è un ulteriore tassello che si aggiunge al pannello di analisi tossicologiche che il laboratorio ad oggi è in grado di offrire, sempre al servizio della comunità di questa provincia. Se in tutte le cose che noi facciamo ogni giorno nel nostro lavoro non si mette cuore e passione, credo che non si vada da nessuna parte.
All'Ismet di Palermo il primo intervento di cardiochirurgia come ausile per un'operazione mini-invasiva con realtà aumentata in Italia. La corrispondenza da Palermo. Per la prima volta in Italia la realtà aumentata entra in una sala operatoria di cardiochirurgia come ausilio per un intervento mini-invasivo. Questa tecnologia consente di ottenere una ricostruzione 3D di un organo e dà al chirurgo la possibilità di interagire con l'ologramma che viene creato dal computer, simulando così la procedura chirurgica che dovrà poi essere eseguita sul paziente. L'intervento è stato eseguito presso l'Ismet UPNC di Palermo dall'equipe guidata dal professore Francesco Musumeci. La realtà aumentata e la realtà virtuale avranno in un futuro, peraltro non lontano, un ruolo sempre più importante in chirurgia. Questa tecnologia potrà essere utilizzata per la preparazione, per la programmazione e la simulazione di interventi chirurgici e soprattutto avrà un ruolo molto importante nella formazione dei giovani chirurghi. Dà loro infatti l'opportunità di poter preparare l'intervento chirurgico, poterlo studiare, valutare prima della procedura stessa per garantire quindi qualità nel gesto chirurgico, come dicevo prima, soprattutto per i chirurghi più giovani. E questo è un programma che abbiamo iniziato presso l'Ismet di Palermo e vede in questo primo intervento, in questa prima applicazione, appunto la dimostrazione di quello che potrà essere il ruolo futuro di questa tecnologia. In questo singolo caso, per esempio, abbiamo applicato quindi per la prima volta uno strumento di realtà aumentata in cui l'oggetto dapprima ricostruito attraverso l'immagine tradizionale con TAC è stato proiettato in sala operatoria direttamente quindi sulla persona che deve essere trattata, migliorando la percezione che ha avuto il medico sul trattamento che doveva andare a fare sullo stesso quindi paziente. Passiamo allo sport, vediamo ora una sintesi dei gol realizzati dalle squadre che partecipano al campionato di Serie D Girone I della 23esima giornata delle partite disputate la scorsa domenica. Presto per parlare di fuga, ma i recenti risultati, la vittoria del Trapani in casa della Vibonese e la caduta del Siracusa potrebbero rivelarsi un crocevia decisivo per la vittoria del campionato di Serie D. Granata che aumentano il loro vantaggio, il più importante da inizio campionato salito a 4 punti con una gara ancora da giocare. Una vittoria che in pochi avrebbero pronosticato a fine primo tempo ad appannaggio della Vibonese avanti con le reti di Favetta e Ciotti. Nella ripresa il Trapani si scioglie, la Vibonese esce di scena e in appena mezz'ora il copione è ribaltato. In cattedra gli uomini migliori, con Vitto riapre la partita, mattatore assoluto Andrea Cocco che si porta il pallone a casa firmando una tripletta in mezzo alla rete di Kragol. Mentre il Trapani dilaga, il Siracusa perde l'imbattibilità impantanandosi al Dal Contres Barone in casa della nuova Igea Virtus, reduce da ben 7 sconfitte consecutive. Il piazzato di Aliperta vale il momentaneo 1-0 a Retuseo, l'Igea non demorde e nella ripresa mette la freccia con le reti di Longo e di Piedi. Si interrompe la striscia di 5 vittorie consecutive per la Reggio Calabria fermata al Granillo dal San Luca. Giallorossi avanti con la rete di Pelle, Amaranto che nel secondo tempo agguantano il pareggio con Perri. Blitz esterno del Città di Sant'Agata che si regala 3 punti preziosi in chiave playoff. Accade tutto nella prima frazione di gioco con le reti di Alagna e Naghi. Ritorna a sorridere dopo 2 mesi di digiuno il Licata che batte a domicilio i Locri per 3-0 con le reti di Calaiò, Rotulo e Saito. Medesimo punteggio al Saraceno tra Canicattì e Gioiese, seconda vittoria consecutiva meno altisonante rispetto al derby contro il Licata dello scorso mercoledì ma ugualmente pesante. A timbrare il successo ci pensano Sidibe, Pussetto e Boniglia. Vince il Ragusa all'Esseneto contro l'Akragas, 2 gol nella ripresa firmati Romano Maltese che regalano il primo successo del nuovo anno agli Iblei. 3 punti di capitale importanza anche per la San Cataldese che supera il Portici per 2-0 con i gol di Zerbo e Scalia. Goal Collection che tira il fiato e vi dà appuntamento al prossimo lunedì per riannodare i fili di un campionato che potrebbe avere svoltato. E questo è tutto per oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale e vi auguriamo una buona serata.